Amici del basket, la più cordiale buonasera dal Palaruggi di Imola. È la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Lega A2 Silver, la prima gara interna di Imola, dell'Andrea Costa Imola di questo 2015. Dunque buon anno a tutti quanti stanno assistendo a questo Imola Legnano, appunto valevole per la 16ª giornata di campionato. Imola reduce da 3 sconfitte consecutive, in particolare Imola che ha perso contro Megna nell'ultima gara del 2014. L'imbattibilità interna dopo 6 vittorie consecutive in campionato. È arrivata anche la prima sconfitta in maniera anche abbastanza netta contro la squadra piemontese. Ebbene, questa sera bisogna ritornare alla vittoria, anche perché nel frattempo le sconfitte di Ravenna e di Treviso, preventivabili, hanno rispedito Imola nella zona bassa della classifica. Siamo insomma nella parte destra della graduatoria, dove bisogna cercare di guardarsi assolutamente alle spalle. Imola contro Europromotion Legnano, squadra che all'andata aveva vinto di 8 punti, 76-68 contro Imola, ma erano chiaramente altri stati d'animo per le due formazioni. Per introdurre questa partita vicino a noi c'è Alessandro Salvini di Daily Basket, a cui diamo l'onere e l'onore di presentare questa prima giornata di ritorno. Prima di tutto buonasera a tutti. Ai telespettatori. Allora, inizia il girone di ritorno. L'Andrea Costa, la cosa molto positiva è che ha inserito i suoi 2 americani che mancavano veramente dal 17 di ottobre, veramente 19 di ottobre, chiedo scusa, un tempo memorabile, 2 mesi abbondanti nei quali l'Andrea Costa ha fatto assolutamente i miracoli ed è riuscita a dare sicuramente di più di quello che tutti noi ci potevamo aspettare, e anche i tifosi. Oggi inizia un altro campionato, anche perché le avversarie si sono rinforzate e di conseguenza adesso vedremo a che punto sarà Coach Ticchi con l'amalgama di questo gruppo per la seconda volta. Alessandro ha introdotto subito alcune cose molto importanti: il fatto che Imola torna qui al Palaruggi con i 2 americani, con Perry e con Anderson. Tra l'altro Perry proprio l'autore del primo canestro della partita dopo una trentina di secondi, e il fatto che la squadra ospite, oltre ad altre formazioni di bassa classifica, si sono rinforzate in maniera abbastanza evidente, grazie anche e soprattutto all'esclusione di Forlì dal campionato di A2 Gold. Dunque tanti giocatori che fino a questo momento hanno giocato con la squadra romagnola di Forlì sono andati in Lega A2 Silver a rinforzare squadre molto pericolose ora, come Piacenza, come Legnano e come la stessa Matera. In particolare il giocatore arrivato a Legnano è il numero 10 che vedete in campo, cioè Matteo Frassineti, spedito subito in quintetto da coach Ferrari. Ma seguiamo la prima incursione da parte di Patrizio Prato, che va a segno con una sottomano con la mano mancina. Imola che parte bene 4-0, Imola che è in campo con De Nicolao, Maganza, Prato, Anderson e Perry. Dunque confermatissimi i 2 giocatori americani. Seguiamo anche l'attacco di Legnano, che va con la conclusione da 3 punti sbagliata da parte di Marco Arrigoni. La squadra ospite si presenta in campo con il 5 Usman Kruballi, con il 10 Matteo Frassineti, con il 12 è Marco Arrigoni, il 13 è Fabio Di Bella, giocatore che vanta un curriculum di primissimo livello, e il secondo americano, che poi in realtà è il primo ad essere stato tesserato in estate, è John Mercant, giocatore con la maglia numero 20. Questi dunque sono i 2 quintetti in campo questa serata, che segna il ritorno di Imola alla Palaruggi davanti a un nutrito gruppo di tifosi. E arriva anche il primo canestro da parte di Carvel Anderson, e dunque Imola, a differenza dell'ultima gara interna, Alessandro, parte molto bene con un parziale di 6-0. Anche a differenza della trasferta di Treviso, a dire il vero, dove eravamo molto molli. C'è da dire che gli avversari assolutamente avevano una marcia in più, si sono meritati le finali di Coppa Italia dei Rimini. Sì, siamo partiti molto bene, nonostante, non so se Fabrizio l'ha già detto, purtroppo Bartolucci manca questa partita, proprio all'ultimo momento è stato messo KO dall'influenza, e quindi alla lunga potrebbe pesare molto all'interno di questo match. Comunque l'inizio è assolutamente promettente, si vede molto bene che entrambi gli americani hanno una settimana in più nelle gambe. Speriamo che prosegua in questo modo. E il primo squillo importante è uno squillo di Jesse Perry, che segna da 3 punti il suo 5º punto personale a spedire Imola avanti 9-0. Si presenta così il miglior giocatore imolese della fase di andata, nonostante abbia saltato quasi la metà delle 15 gare disputate da Imola a causa della tendinopatia che
ahimè si trascinerà tra l'altro fino al termine della stagione. Tra l'altro Perry è stato il migliore nell'ultima trasferta di Treviso con un roboante 28 più 12, 28 punti e 12 rimbalzi per un 34 di valutazione totale. Perry che è stato anche il migliore della gara d'andata a Legnano, dove Imola ha debuttato in A2 Silver con quella sconfitta già ricordata di 8 punti. Perry nell'occasione segnò 28 punti conquistando 10 rimbalzi. Ecco, Imola avrà anche un doppio compito questa sera: cercare, oltre che di ritornare alla vittoria da 2 punti, cercare anche di ribaltare la differenza canestri, perché quanto mai fondamentale sarà riuscire a rimanere quanto mai in questa A2 Silver, in ottica anche di compattezza del campionato l'anno prossimo, quando la 2 Gold e la 2 Silver diventeranno un unico campionato. Dopo il time out obbligato di coach Mattia Ferrari, il relativamente giovane coach di Legnano, neanche 40 anni per il milanese, classe 1975, si ritorna in campo con Fabio Di Bella a pompare il pallone, 7 secondi per il tiro, prende la conclusione pesante il giocatore con la maglia numero 13, il nativo di Pavia, che segna i primi 3 punti dell'incontro per la squadra ospite. Attenzione a Fabio Di Bella, giocatore che nella sua carriera ha calcato anche i parquet della Serie 1, ce lo ricordiamo in particolare a Napoli e alla Virtus Bologna, è uno dei giocatori più importanti della squadra lombarda. De Nicolò ora va a commettere l'infrazione di palla persa, arriva il canestro da 3 punti di John Merchant e in un batter d'occhio evidentemente questo time out è funzionato per coach Ferrari. 2 triple per il -3 Legnano, l'autore è John Merchant, giocatore alla prima esperienza europea proprio a Legnano. Forse fallo su Prato da parte di Arrigoni, gli arbitri non fischiano, prova il pareggio addirittura Di Bella, il tiro è centrato. Di Bella non è propriamente un tiratore da 3 punti, a dispetto del fatto che in precedenza ha segnato la conclusione pesante. Si alza dalla panchina e prova a incitare i suoi il giocatore che è tornato sesto uomo di lusso per Imola, cioè Franco Busciati, che mi sembra molto prossimo all'entrata in campo. Alessandro. Sì, mi sembra che abbia chiesto, se non preteso, diciamo, fra virgolette, di poter entrare anche lui nella partita. Ha visto un momento di difficoltà dei suoi. Legnano sicuramente dopo il time out forzato sul 9-0 di coach Ferrari è rientrata in partita con due bellissime conclusioni, anche un po' ignoranti, diciamo, però stati molto concreti. Sono una bella squadra questa formazione lombarda, bisogna stare attenti e lo sta dimostrando in questo torneo. È una formazione, pensate, che ha vinto 7 partite e ne ha perse 8, ma 4 di queste sconfitte sono nate con un disavanzo entro i 3 punti. Legnano ha perso una gara di 1 punto, 2 gare di 2 punti e una gara di 3 punti, dunque è evidente come siano i finali di gara ad essere un po' finiti sott'occhio per la squadra lombarda, che appunto ha chiesto un diverso atteggiamento nei finali di gara e un diverso atteggiamento anche per quel che riguarda l'atteggiamento fuori casa, scusate. Sbaglia Anderson la tripla, a rimbalzo ci prova Maganza, ma il pallone gli sfugge dalle mani. Maganza 0 su 2 liberi. La questione dei tiri liberi è un problema per Imola, che va male in questa particolare specialità, e lo 0 su 2 di Marco Maganza ne è la più lampante testimonianza. Imola si è un po' fermata, non segna da 2 minuti la squadra di casa, 9-6. Legnano ci prova con questa incursione di Arrigoni, che commette però infrazione di passi. Parlando di difficoltà fuori casa, ricordiamo anche che Imola nelle 8 trasferte non ha mai vinto ed è 0 su 8 appunto. Altra conclusione che il Ferro respinge da parte di Carvel Anderson, è un giocatore che ha una mano eccellente da 3 punti, il numero 15 di Imola, sfortunato in queste prime 3 triple che ha preso, sono state entrambe letteralmente sputate dal Ferro. Ha ballato sul ferro in entrambe le ultime conclusioni, probabilmente se la sentiva, voleva sbloccarsi anche qui in casa di nuovo, di conseguenza ha fatto bene a tirare. Adesso Imola però deve difendere. Fabrizio, ritorno indietro un attimo, 10 su 22 per l'Andrea Costa ai liberi nella partita di Treviso, se non è un record negativo poco ci manca. 5 minuti e 30 non è una bellissima partita, va a sbagliare in questo momento Usman Krubali nel primo tentativo dal campo e Imola ancora una volta si fa sfuggire un comodo rimbalzo.
Beh, sicuramente curioso questo cambio di Tiki che aveva rispedito in campo Hassan dopo neanche 30 secondi. Gli preferisce Marco Maganza, evidentemente il cambio era solamente per poter dare qualche indicazione al giocatore nativo di Gemona del Friuli. Pallone molto rischioso all'indirizzo di Fabio Di Bella. De Nicolau prova a sporcare il pallone, prova a recuperarlo, è lui l'ultimo a toccare. 13 secondi per il tiro della Euro Promotion. Si va a incaricare della rimessa laterale proprio Matteo Frassinetti, che è nativo di Forlì, è stato giocatore di Imola 3 stagioni or sono. C'è anche un altro ex dell'incontro che è il numero 9 Federico Maiocco, è un ex di lunga data. Nel frattempo grande cosa da parte di Fabio Di Bella, che segna il suo punto numero 5 e ora il parziale aperto è di 8-0 per la squadra ospite. Infatti ci siamo un po' smarriti dopo il time out. 2 minuti e mezzo sicuramente promettenti, poi altri 2 minuti e 35 un po' da riregistrare di nuovo. Adesso abbiamo visto anche questo cambio stranissimo da parte di Coach T, che dopo pochissimi secondi probabilmente ha fatto un errore difensivo provato in allenamento nei giorni precedenti. Hassan l'ha rispedito a sedere immediatamente. Servito De Nicolau, pallone sotto per Jesse Perry. L'arbitro aveva catechizzato Arrigoni, l'ha tenuto d'occhio e Marco Arrigoni va a commettere il secondo fallo della sua partita. Giocatore spedito in quintetto un po' a sorpresa da parte di Ferrari. Eccolo qua in campo Federico Maiocco con la maglia numero 9. Lui è stato a Imola, pensate, ben 8 stagioni fa, era il 2006-2007 e giocò appunto quella stagione in Lega 2. Attacco di Prato sulle tacche quando abbiamo varcato la metà del primo quarto. Ci prova Jesse Perry da 3 punti, è una spietrata che coglie solamente il primo ferro. Fallo onesto da parte di De Nicolau a interrompere il semitransizione della squadra ospite. Arbitri che sono i signori Scrima di Catanzaro, Yang Yao di Daniele di Vigasio, provincia di Verona, e Mottola di Taranto. (4:49) Imola che non segna da 3 minuti e mezzo, Imola che era avanti 9-0. Ora Legnano ha il pallone del possibile vantaggio, ci prova da 3 punti proprio l'ultimo entrato Maiocco, pallone che viene respinto dal ferro sotto canestro. Il fallo è di Marco Maganza. Non è stato propriamente un ottimo inizio di match per il friulano, che tra l'altro è il primo giocatore per percentuale da 2 punti del campionato con 64% ed è uno dei primi rimbalzisti del campionato. È costretto ora alla panchina perché ha già commesso 2 penalità. Al suo posto rientra Norman Hassan. Adesso vedremo un quintetto piuttosto piccolo con Jesse Perry da unico lungo presente in campo. Vedremo in che modo reagirà la formazione imolese, se Hassan riuscirà a sbloccare, diciamo, questo attacco imolese, soprattutto riuscirà ad aiutare di dietro dove bisogna ritornare a recuperare palloni. Primo canestro da parte del miglior giocatore della A2 Silver del mese di dicembre, risponde al nome di Usman Kruballi, il secondo marcatore del campionato, a 19 di media. Legnano è su un 10-0 di parziale, buon per Imola che arriva la palla persa per la squadra ospite, ma è chiaro che l'Andrea Costa deve fare di più dopo l'inizio scoppiettante, 4 minuti senza segnare. Ora John Mercant va a commettere fallo di piede. È evidente come Imola abbia chiaramente bisogno di ritrovare un gioco di squadra. Anderson per la rimessa laterale, 15 secondi per il tiro, si libera Francesco De Nicolau, viene servito, prova a imbastire l'azione d'attacco marcato da Fabio Di Bella, pianta la tripla in faccia alla Pavese, l'errore e poi la banalità più incredibile da parte di Mercant, che va a un comodo rimbalzo che però gli sfugge dalle mani. È il momento di Franco Busciati. Ci voleva Busciati, l'Andrea Costa deve cambiare ritmo, assolutamente, deve riprendere il filo, deve ritrovare fiducia in attacco, trovare buoni tiri. Legnano ha incominciato a difendere dopo i primi 2 minuti dove sembrava in gita, diciamo così, e di conseguenza è giusto che adesso anche con Franco riusciamo a riprendere il filo del discorso. Busciati, che è il giocatore non americano che segna di più per Imola, 14,9 punti di media conditi da 4,5 rimbalzi.
il nostro sesto uomo di lusso, che entra in campo a 3,56 per provare a dare nuova linfa all'attacco imolese, che è fermo a 9 punti da oltre 4 minuti. Prato per la rimessa davanti alla nostra postazione, eccolo Norman Hassan, prova a penetrare quello che ci vuole, poi serve un pallone per Jesse Perry, che però non riceve. Arriva un'altra palla persa per Imola. E la squadra bianconera dell'Europromotion va per un nuovo attacco, punteggio basso 10-9 per gli ospiti che viaggiano su un 10-0 di parziale. Ecco Frassinetti, servito John Mercant, vuole la palla sotto Usman Kruballi, e si va però per linee esterne, altra tripla per Di Bella, l'errore, si accende la mischia a rimbalzo. L'ultimo tocco è di Kruballi, giocatore nativo di Atlanta che in questa stagione, come detto, viaggia a 19 punti, a cui associa 11 rimbalzi, è il secondo rimbalzista totale del campionato, tira con il 57% da 2, con un 24 di valutazione, giocatore che in Europa aveva giocato in campionati minori come quello inglese, quello olandese e quello sloveno, pare poter trovare la sua dimensione qui in Italia, dove sarà sicuramente oggetto di mercato nella prossima stagione. Secondo di Frassinetti, che per fortuna fino a questo momento non ha fatto vedere nulla ed è un giocatore potenzialmente crack per questa categoria, ricordiamolo. Ha fatto bene a dirlo, c'è da dire che è appena arrivato, ha fatto solamente 4 allenamenti con i nuovi compagni, è arrivato martedì in Lombardia, ha firmato lunedì, lui stesso via social network ha comunicato che avrebbe cambiato maglia dopo l'esclusione da parte della formazione forlivese del Fulgor. Dicevi di Krubali, proprio in settimana ha partecipato anche allo Star Game di LNP, dove ha giocato anche, ha partecipato alla gara delle schialzate. Giocatore molto spettacolare, è spesso protagonista delle highlights del campionato di A2 Silver. Nel frattempo arriva un 2 su della lunetta quanto mai vitale per Imola, che torna avanti 11-10 grazie alla doppietta dai 5-20 di Patrizio Prato. Pressing molto alto per Imola, che però rischia di tramutarsi in un boomerang perché si arma il braccio di John Mercant, l'errore per lui, ci prova Carvel Anderson e l'ultimo a toccare è proprio il giocatore ospite, dunque grande dedizione in fase di recupero da parte di Carvel Anderson. Imola con i 2 stranieri è chiaramente un'altra squadra, dico una banalità, ma notiamo come Imola abbia un percorso quasi netto in casa e abbia comunque una posizione di classifica non disprezzabile a fronte del fatto che abbia giocato almeno 6 partite senza americani. Perry si sente come lì sotto, soprattutto in difesa, anche perché Krubali ha fatto molta fatica adesso, un giocatore pericolosissimo, lo scontro fra i due è molto muscolare, molto fisico ed è anche molto bello da vedere. Attacca Imola 2,53, Imola che non trova il canestro su azione da 5 minuti e mezzo, grande stoppata nel frattempo ai danni di Patrizio Prato. Siamo già dall'altra parte con il pallone perso da parte di Legnano, è una brutta partita, ma va detto che Imola in difesa sta facendo buone cose. Prova un tiro assurdo Franco Busciati, che francamente ha lasciato un po' sbigottiti tutti quanti, evidentemente è proprio la voglia di Busciati di provare a mettersi in gioco, ma ha provato una conclusione assurda da almeno 7,5 metri. Legnano ancora con la palla avanti, 11-10, si arma il braccio di Maiocco e arriva il primo canestro da parte di uno degli ex di turno. Maiocco spara il bengala del massimo vantaggio ospite, è vero che sono solamente 2 punti, però Imola in attacco, ripeto questa insomma sensazionale statistica, non segna dal campo da quasi 7 minuti. Segnato solo su tiro libero, se non ricordo male, Jesse Perry, sì, assolutamente. C'è qualcosa che non va, ha iniziato molto bene, peccato. Adesso è nel DNA di Busciati dare questo tipo di tiro anche in transizione. A Treviso a inizio secondo tempo ne ha messi 3 di fila proprio alla stessa maniera e aveva fatto rientrare quasi l'Andrea Costa a meno 12 o meno 13 se non ricordo male. È ovvio che ci sarà da soffrire. Legnano è una formazione molto, molto quadrata, che gioca molto bene, anche se ha avuto 2 giocatori fuori per infortunio, e ha acquistato Frassinetti e anche Petrucci. Sì, ne approfittiamo per ricordare proprio Penserini e alla fine dell'ultimo allenamento, pensate, dell'anno scorso, del 2014, infortunio al ginocchio per Milani, il responso dopo la risonanza magnetica è stata di quella molto importante, cioè la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, che vuol dire fondamentalmente stagione finita, ed era uno dei
più in palla per la squadra ospite, uno dei giocatori tra l'altro che all'andata ha fatto più male a Imola, e allora al suo posto è stato ingaggiato, proprio grazie al fallimento di Forlì, Matteo Frassinetti, che in questo momento è in panchina con 2 falli. Vediamo di fare anche un po' d'ordine fra le squadre in campo. C'è Petrucci col numero 6, il neo entrato in campo, i 2 americani Kruballi e Mercant per la squadra ospite assieme a Di Bella e a Maiocco. Seguiamo l'attacco Imola con Perry sulle tacche contro Kruballi, un bel duello muscolare come dicevi Alessandro. Arriva il fallo fischiato proprio a Usman Kruballi, se non sbaglio è bonus per Legnano, esatto, saranno 2 tiri liberi per Jesse Perry, quanto mai importanti, perché Imola evidentemente non si sblocca dal campo, può provare a farlo dalla lunetta. 2 tiri liberi per il giocatore nativo del Missouri, classe 1989, la scorsa stagione a Lapuan, squadra finlandese, dopo essere stato invece 2 anni fa in Libano. Sette punti per Jesse Perry senza strafare. Guazzaloca per Prato, per sponda imolese, Di Bella per Navarini invece per quel che riguarda coach Ferrari. A 2 minuti tondi sul cronometro alla fine di un primo quarto, punteggio basso, 13 pari. È evidente come questa partita si preannunci molto equilibrata, vuoi per le effettive forze in campo, vuoi anche perché sono 2 squadre che cercano di trovare un po' la loro dimensione in questo campionato, cercare di guardare anche un po' le zone un po' più nobili della classifica. È entrato in campo col numero 32 Alberto Navarini, è un giovanissimo, classe 96, dunque 14, appena 18enne, nativo di Milano. Primo di Guazzaloca, parlando proprio dei giovani, il numero 16 di Imola in campo per questi ultimi 2 minuti. Lui è un 94, 20 anni per il prodotto del vivaio dell'Andrea Costa Imola, che deve difendersi a poco più di 100 secondi dalla fine del primo quarto. Tripla molto difficile e scentrata da parte di Petrucci, dal nulla arriva il rimbalzo di Legnano, Kruballi ne approfitta, segna il suo 4º punto personale. Legnano si riporta avanti 15-13, Guazzaloca serve Franco Busciati, l'uscita per Norman Hassan che guarda il canestro, poi cede il pallone proprio nelle mani di Busciati, che decide di attaccare il diretto avversario. Poi il tiro da 3 punti sbagliato da parte di Norman Hassan. Imola alla fine non riesce nemmeno a conquistare il rimbalzo di squadra, però insomma l'attacco di Imola questa sera proprio non convince, troppe conclusioni da 3 punti, tra l'altro conclusioni a bassa percentuale che non ci convincono. Diciamo che per ora non stiamo giocando come vorrebbe anche Coach Sticchi, stiamo facendo veramente troppa fatica davanti, e tanto c'è un buon recupero, bisogna ripartire da questo, bravi ragazzi, forza. Fallo subito da Franco Busciati, che è il 4º giocatore della speciale classifica dei falli subiti con 6 a partita. Busciati che, Alessandro, ce lo puoi confermare in seguito alla gara contro Megna, che tra l'altro hai commentato tu in maniera molto gentile e professionale, ha avuto uno sfogo, no, con i suoi compagni in seguito alla prima sconfitta interna. Busciati è un giocatore di carattere, ha visto che il pubblico ha comunque incitato la formazione imolese durante tutto il match, anche quando è andata sotto comunque di 15, di 17 e anche 18 punti. È andato in sala stampa già direttamente a fine partita, ha chiesto a Foschi, si è visto bene davanti a noi, ha chiesto a Foschi vado io direttamente in sala stampa. È arrivato ancora prima di fare la doccia, proprio a caldo, si è un pochino sfogato, anche perché anche lui ha detto noi abbiamo già fatto anche troppi miracoli, che manca a giocare senza 2 americani, vorrei vedere io questa Omegna questa sera senza i due americani che hanno giocato, e infatti sono stati soprattutto nel primo tempo il fattore importantissimo a livello di energia.
a livello di assist, di passaggi, di tutto proprio. Continua l'incredibile abulia offensiva di Imola, che ha segnato 9 punti in 2 minuti, poi ha segnato altri 4 dalla lunetta. Stop. Questo è quello che ha fatto Imola in attacco nei primi 10 minuti scarsi di gioco, che tra l'altro vedono Legnano avanti solo di 2, 15-13. Ultimo attacco ora per la squadra ospite, nelle mani di Maiocco, scambia con Petrucci, Navarini, tra l'altro molti italiani che stanno tirando la carretta per la squadra ospite, con Krubali che non ha fatto niente di particolare. Ultimo attacco allora dopo il rimbalzo di Krubali per la squadra di Legnano, manovra Navarini, davanti a lui c'è De Nicolao, apre per la tripla a difficilissimo coefficiente di difficoltà da parte di Petrucci, pallone che finisce sul secondo ferro ed esce. Primo quarto, 13 Imola, 15 Legnano. Obiettivamente ci aspettiamo molto di più dalle due squadre in campo rispetto a quello che si è visto fino a questo momento. Dopo i 9 punti dell'Andrea Costa, il 9-0 dopo 2 minuti e mezzo, speravamo tutti che fosse ben altra partita, come abbiamo già visto qui a Rozzi a inizio stagione, addirittura con tanti punti, con 50 punti all'intervallo abbiamo visto. Qua invece 13-15, Imola 4 punti, di cui due dalla lunetta da parte di Jesse Perry. Siamo veramente un po' ai minimi termini, diciamo. Non certo per energia, perché abbiamo visto anche Carvel Anderson buttarsi per terra, provare a recuperare i palloni, darsi anche da fare in attacco, ma ha avuto veramente poche occasioni al momento. Lo stesso Prato, qualche penetrazione delle sue, diciamo, ma sicuramente gli avversari ormai lo conoscono e quindi l'Andrea Costa dovrà trovare qualche contromisura e qualche attacco diverso dal solito per scardinare questa difesa così rocciosa da parte di Legnano. Approfittiamo di questa prima pausa per vedere quello che è cambiato all'interno delle squadre più in difficoltà di questo campionato di A2 Silver. Dopo l'esclusione del campionato di 2 gol da parte di Forlì, la squadra romagnola ha visto un po' perdere ovviamente tutti i giocatori che aveva sotto contratto. Ebbene, grandi acquisti per i giocatori, le squadre impegnate in zona retrocessione. Piacenza in particolare si è rinforzata alla grande con l'arrivo di Becirovic e di Vidvic. Legnano, l'abbiamo detto, sta giocando in questo momento al Palaruggi contro Imola e ha visto l'ingresso tra il proprio roster di Matteo Frassinetti. Matera ha ingaggiato Mattia Caroldi e Franco Migliori e l'ultima notizia è l'ingaggio da parte di Scafati di Valerio Spinelli, che è uscito da Napoli, non da Forlì, però insomma è un altro giocatore che va a rinforzare una squadra di questa A2 Silver che si presenta molto difficile ora da decifrare, perché la classifica è cortissima e basti pensare che l'ultima squadra ha comunque 4 vittorie, quindi viaggia con 8 punti. Imola ne ha 12, ovvio pensare che questa sia un'importante crocevia e anche le prossime gare di Imola sono contro squadre che sono, diciamo così, della stessa fascia. E Legnano questa sera non sembra essere squadra così pericolosa, l'abbiamo visto in attacco, le percentuali sono basse anche per la squadra ospite, che tra l'altro è la squadra che tira peggio da 3 punti e tira anche male da 2 punti in questo campionato, è la quart'ultima, dunque è una squadra che non ha sicuramente fra le percentuali di tiro e nei punteggi alti la propria arma di forza, però è una squadra che difende e le squadre che difendono creano sempre molte difficoltà a Imola. Questa sera lo sta dimostrando, dopo i primi 2 minuti sicuramente ha stretto le maglie, il time out, il loro coach deve aver urlato veramente tanto e adesso i giocatori stanno veramente facendo quello che possono lì dietro in difesa. Una curiosità di fine primo quarto, Fabrizio, se me lo consenti, Franco Busciati è arrivato in panchina e si è cambiato le scarpe, evidentemente c'era qualcosa che non gli andava bene. Imola ha sbagliato 5 liberi su 10, siamo già sotto traccia, abbiamo già lasciato per strada un bel po' di punti. Vediamo se Anderson va con il primo canestro su azione di Imola dopo 9 minuti, ma c'era un chiaro fallo su di lui non sanzionato dagli arbitri. È stato bravissimo Anderson a recuperare il pallone, bravissimo a cambiare mano, ma sulla mano destra c'era comunque un evidente fallo su di lui. E insomma si arrabbiano un pochettino i tifosi molesi, perché viene poi fischiato questo sospiro
su Navarini. In precedenza sul canestro di Carvel Anderson c'era, a mio modo di vedere, un chiaro fallo su di lui. Quarto punto per Anderson, Imola ritorna avanti 16-15, ma parliamo di inezie, un punteggio che rimane comunque livellato fra le due squadre. Navarini ha un'autostrada davanti, viene battezzato, sbaglia da tripla, Krubali va alto alto per prendere questo rimbalzo, sbaglia la conclusione, arriva il fallo però sanzionato dagli arbitri. È di Norman Hassan, saranno 2 tiri liberi da parte di Usman Krubali. Si accende un po' il pubblico del Palaruggi, un buon pubblico però, direi, Alessandro. Questo è importante perché nonostante le 3 sconfitte, direi il rapporto fra la città di Imola, i suoi tifosi e la squadra è ritornato molto importante. È risbozzato l'amore proprio, dopo le ultime 2 stagioni sicuramente negative dove il pubblico è andato scemando. Questa squadra qua comunque ha dimostrato di sapersi far amare, di giocare bene, di tenere anche ai tifosi che a loro volta stanno comunque facendo confusione. Adesso forse è meglio che non facciano prendere multe all'Andrea Costa, diciamo, alla società, però sicuramente si devono far sentire e fanno bene. Perry non viene coinvolto nell'attacco imolese, allora deve andarsi a prendere lui i rimbalzi, sbaglia però in questo caso, è errato anche il tap-in da parte di Carvel Anderson. Molti spazi aperti per le triple di Legnano e insomma prima o poi anche un giocatore che magari non ti aspetti come Petrucci va a segnare la tripla del massimo vantaggio ospite, 20-16. Petrucci è un giocatore che poi segna 8,8 punti a partita, non male per l'atleta che l'anno scorso giocava in questa stessa categoria con la squadra del Bari. Ci prova Anderson, altro errore per Imola. È interessante andare a vedere anche le percentuali della squadra imolese che tira con 6 su 20 da 3 punti, 6 su 20 totale al tiro. Anzi scusate, aggiorniamo la graduatoria, 6 su 20 era la percentuale della squadra ospite, squadra di casa che tira con 5 su 14 in questo momento. Va fuori Anderson che non si è rivelato un fattore fino a questo momento in attacco, appena 2 punti con però 4 triple sbagliate. Mamma mia, tanti errori dal campo, anche questa rimessa di Legnano è qualcosa di inammissibile, direi, in un campionato di A2. Avevano l'opportunità di azzannare la gola, diciamo, l'Andrea Costa, di poter mettere altri 2 punti con un altro attacco. Hanno fatto un errore veramente strano in questo caso, non mi capacito. Ha fatto bene intanto Tichy a rimettere nella mischia Patricio Prato, che è stato quasi 4 minuti a sedere tra primo e secondo periodo. 20-16, Imola ha bisogno di punti, va con Busciati che fa tutto da solo, ma ha le capacità per mettersi in proprio e d'altra parte vedi i suoi compagni un po' assopiti. E allora 2 per il giocatore albanese. Mamma mia, Prato aveva la possibilità di recuperare questo pallone, non ci riesce. Krubali riceve un ottimo assist da parte di John Mercant. 8° punto da parte dell'ala grande centro, con il doppio passaporto americano e anche gambiano, perché i suoi genitori sono proprio originari dello stato africano. 7 minuti al termine, più 4 Legnano, ancora Busciati che come sempre è un maestro nell'accentuare i contatti. Primo di Merchant con il primo fallo personale, rimessa a lato per Franco Busciati. Servito Prato che costituisce il quintetto imolese assieme a Busciati, Hassan, Guazzaloca e Perry. Bel canestro da parte di Prato e il 6° punto personale. Imola ne ha 7 da Perry, 6 di Prato, 4 di Anderson e 3 di Busciati. La sensazione è che Imola deve andare, Alessandro, chiaramente ad attaccare il canestro, perché poi la difesa di Legnano alla lunga mostra le sue falle. Bisogna coprirli di falli, bisogna fare in modo che lo stesso Krubali possa fare dei falli e fare in modo che gli arbitri comunque li vedano. Bisogna penetrare, sicuramente tirare da fuori, perché questa squadra ce l'ha nel DNA di tirare.
volevo farti notare, Fabrizio, quanti minuti è stato in campo Perry, e infatti stavo pensando proprio ora, aveva bisogno di almeno un paio di minuti di riposo. E poi soprattutto Guazzaloca, se me lo consenti, è stato in campo tanto, contro Romagna ha fatto secondo me una partita molto importante, nonostante Imola comunque faceva fatica, però Kosticki l'ha lasciato in campo a fare esperienza. Va a sbagliare Mercant, bel rimbalzo di Maganza che la strappa proprio dalle mani di Krubal. Imola con la palla del pareggio fra le mani, 20-22. Vediamo se Prato si è messo nel giro del motore giusto. Va a sbagliare Hassan. L'ultimo tocco era chiaramente da parte di Krubal, lì errore da parte degli arbitri. Davanti ai nostri occhi e davanti proprio all'arbitro, infatti non capiamo come abbia fatto a non vedere questa rimessa. Era dell'Andrea Costa in questo caso, peccato, e il pubblico ancora si inalbera. Rimessa per Legnano che beneficia di questo regalo, 22-20. Di bella Krubal lì Mercant assieme a Petrucci e a Maiocco. Questi sono i fidati 5 da parte di coach Mattia Ferrari. Altro tiraccio da parte di Mercant. Legnano non sta assolutamente impressionando, va detto, è una gara che Imola deve riuscire a portare a casa senza grossi problemi. Va sotto Busciati, il contatto forse su di lui, si va dall'altra parte con la palla recuperata da Legnano. Vediamo se è buono questo canestro da parte di Mercant. No, direi di no. Spende il secondo fallo Guazzaloca, è un buon fallo perché evita 2 punti sicuri da parte di Mercant. Rientra Anderson, esce proprio Federico Guazzaloca che si guadagna gli applausi del pubblico. Ha tenuto bene il campo, tra l'altro per 6 o 7 minuti direi, a cavallo fra il primo e il secondo quarto. Imola è ancora lontana, lontanissima dagli standard della sufficienza questa sera. È una brutta partita, diciamo entrambe le formazioni per ora. Dopo 2 fiammate da parte di entrambe, ecco, ho parlato troppo presto. Diciamo che dopo 2 fiammate comunque la partita non è sicuramente bella. Esce Nicolò Petrucci alla distanza, il giocatore nativo di Roma, ha giocato in Bassano in B, poi Brescia a 2 Gold, Airola in C, poi ultime 2 stagioni a Roseto e a Bari. Bel canestro nel frattempo da parte di Carvel Anderson. Speriamo che per il numero 15 di Imola possa essere un ritorno in campo che possa segnare anche una differente produzione di punti per, ripeto, un atleta che nelle prime partite era andato anche ai 30 se non sbaglio in una gara. Nel frattempo qui c'è il fattore che non ti aspetti, Nicolò Petrucci, 3 triple, massimo vantaggio ospite, 28-22. Ieri Kosticki nella preparazione della partita aveva detto, parlando anche degli acquisti delle altre formazioni, i nostri acquisti sono i 2 americani e sicuramente devono essere loro il fattore in più del girone di ritorno. Abbiamo chiesto Anderson, è arrivata la prima tripla a segno dopo 4 errori da parte del nativo del Michigan, 9 punti per lui, diventa il miglior marcatore dell'incontro. Imola torna a -3, vediamo se si accende questa partita. Errore da parte di Krubal su grande difesa da parte di Marco Maganza, rimbalzo di Norman Hassan. Anderson ha una gran voglia di segnare ancora, va a fare una grandissima cosa. Carvel Anderson segna 7 punti in fila, 11 per lui, primo giocatore ad andare in doppia cifra. Imola è ancora sotto di 1, ma con questi 7 punti in fila dell'americano di Imola siamo ufficialmente entrati in partita anche noi. Lasciamelo dire Fabrizio, sono qui presenti alla partita anche i vertici di LNP, sia Claudio Coldebella che Stefano Valenti, l'ha detto stampa, diciamo responsabile della comunicazione. Questa entrata da parte di Carvel Anderson sicuramente da top 10, bellissimo canestro, come prima era stato bello il canestro da 3 punti che è dei suoi, è il suo marchio di fabbrica. Ovviamente, come tutti i giocatori reduci da lunghi infortuni, nel suo caso al ginocchio, ha bisogno di ritornare con confidenza, con fiducia a crivelare il canestro. Vediamo, si prende anche questa tripla prevedibile. Carvel Anderson, 10 punti in 1 minuto e mezzo. Imola avanti 29-28. Peccato, era una conclusione da 2 punti, dicono gli arbitri.
Si ferma allora a quota 13 Carvel Anderson, ma rimane il fatto che questo signore ha segnato 9 punti in 90 secondi. Si è svegliato, ha visto che Petrucci lo stava praticamente stuprando, permettimi la parola, e per fortuna ha armato la sua mano e sta facendo impazzire il pubblico. L'Andrea Costa è tornata davanti, speriamo che sia un buon segno questo, è lunghissima la partita, ma è ancora tutta da giocare e da godere per il pubblico del Palaruggi. 7-0 la parziale Imola, che era sotto di 6 sul 28-22, era avanti di 1, 29-28. Legnano perde un altro pallone, evidentemente la quadratura del cerchio è stata trovata con questo quintetto con fondamentalmente Busciati e Hassan dalla panchina. Anderson vuole esagerare, questa volta finta il tiro, poi tenta l'assist a indirizzo di Prato, la palla è però persa da parte dell'americano di Imola. Prova Mercant, prende e spara, e l'errore Krubali va altissimo a prendere questo rimbalzo, poi infrazione di passi per lui. Time out richiesto da Mattia Ferrari. Sentiamo anche qualche commento da parte di Luca Monduzzi e del resto del Carlino. Sì, diciamo che mi hai beccato il momento in cui si è acceso Anderson e quindi in cui la partita si è anche accesa in generale, la partita dopo un primo quarto equilibrato ma con attacchi sterili da entrambe le parti. Imola ha subito qualcosa, cosa abbiamo subito? Come hai detto tu, 3 triple di Petrucci, probabilmente un protagonista inaspettato della partita. In questo caso Anderson ha raccolto la sfida del giocatore romano, si è acceso lui e contemporaneamente si è accesa anche Imola, che ha trovato il modo di ribaltare la situazione. Ecco qua il pubblico del Palaruggi che tutto in piedi incita una squadra che ha bisogno veramente di ottenere i 2 punti, perché l'imbattibilità casalinga è stata in qualche modo violata dopo la sconfitta di Omegna, quanto mai prevedibile, perché Imola di miracoli senza americani ne aveva fatti tanti, però ora bisogna ritornare a fare del proprio palazzetto un vero e proprio fortino. Siamo a 2,53 dall'intervallo lungo, Imola è avanti di 1 sul 29-28. Attacca Imola con Anderson che scambia con Norman Hassan, che continua a mantenere vivo il palleggio, fuori per Busciati, buona tripla per Franco Busciati, però il pallone gli esce, è un po' impreciso il nostro sesto uomo di lusso. Intanto si alza il tatuatissimo Jesse Perry per questi ultimi 2 minuti e 30 secondi. Ancora attenzione a Petrucci, questa volta l'errore, ma ragazzi Krubali è ovunque. Che scelta di tempo, che tempismo per questo atleta, che avrà recuperato almeno 7-8 rimbalzi, ma mi entusiasma il suo senso della posizione e il suo tempismo. Alessandro ha un fisico che è sicuramente molto asciutto, ma ha tanti muscoli. In questo caso l'ha dimostrato anche in questo caso questa entrata di Krubali, che Krubali è stato molto bravo a difendere su Hassan all'ingresso. Volevo dire 2 parole su Hassan, che si sta sacrificando tantissimo in difesa per aiutare Marco Maganza, e sicuramente lui è fuori ruolo, quindi bisogna valutare anche la sua prestazione da questo. Sentivo del pubblico che magari mugugnava un pochino per le sue ultime prestazioni, ma lui sta giocando, ricordiamoci che sta giocando fuori ruolo. 33-29 Legnano con la quarta tripla di Petrucci si riporta al +4. Legnano che vive a fiammata, ancora Petrucci, per questa volta chiaramente esagera, nessuno salta al rimbalzo, c'è Krubali che viene triplicato, ma quando ormai è troppo tardi e la squadra rossonera ha un altro pallone, 7 secondi per il tiro, altra tripla di Mercant, altro canestro da parte di Legnano. Insomma, è vero che Legnano sta tentando tante conclusioni pesanti, ha già tirato 8 triple su 21, sta tirando molto più da 3 che da 2, cerchiamo di difendere un pochettino meglio. Si sentono caldi evidentemente questa sera, perché stanno tirando veramente tanto, hanno trovato in Petrucci un braccio armato con questo 4 su 8 che è veramente incredibile da Petrucci. Io personalmente non me l'aspettavo, bravo lui. Andrea Costa sicuramente all'intervallo dovrà trovare il modo di difendere anche questi pick and roll e questo tipo di attacchi da parte degli avversari, che spesso, troppo spesso, trovano
un avversario, un giocatore di Legnano libero per poter tirare da fuori. Allora, Imola 2 su 12 da 3 punti, 11 su 29 totali e quel 5 su 10 da 3 punti che potrebbe risultare un problema. 12 rimbalzi contro 18, anche questo è un fattore. Krubali ne ha già conquistati 7, di cui 2 in attacco e insomma, nonostante le 10 palle perse, Legnano, ripeto, sta tirando 8 su 21 da 3 punti, sta tirando tanto, ma sta tirando anche 8 su 23, sta tirando anche discretamente bene, se si pensa che ha poi fatto 5 su 13 da 2, dunque per una squadra che viaggia con l'ultimo posto come conclusione da 3 punti, Imola sta concedendo qualcosina di troppo. Speriamo che la difesa sul perimetro possa essere un attimino più attenta, anche perché Legnano ha segnato già 21 punti in questo quarto, 36 a 29, tutto da rifare per Imola, che ha un parziale aperto di 8-0 a favore degli ospiti in questo momento. Poi arriva la palla persa quasi da parte di Carvel Anderson, che ha provato un pallone per Perry. È difficile mettere in movimento Perry, non capisco se sia un po' di disuetudine da parte di Imola nel mettere un po' in movimento il proprio giocatore con la maglia numero 33 o se invece stia difendendo bene la squadra ospite. Io darei molti più meriti adesso, per quello che ho visto negli ultimi 5 minuti, alla difesa di Legnano, che comunque non è neanche una difesa sporca, stanno giocando, intanto sono un po' francobusciati, stava per venire presso di noi col microfono, stava per planare proprio nelle postazioni stampa. Stavamo dicendo, la difesa di Legnano è molto ruvida, è molto forte, anche gli arbitri hanno lasciato molto correre, infatti il pubblico si è anche lamentato in più di un'occasione, noi stessi abbiamo visto qualche conclusione, qualche fallo che sicuramente in più poteva essere fischiato. Rimessa di Busciatti, ecco Patrizio Prato, attacca il canestro lato sinistro, arriva la difesa fallosa però ad opera di Andrea Locci. È entrato in campo il giocatore dalla folta capigliatura, lui nativo di Ravenna, cresciuto proprio nell'Akmar Ravenna, dove ha giocato nelle giovanili, esordendo poi 3 anni fa nella DNB, giocatore che ha giocato anche in Silver l'anno scorso, idolo del pubblico della Pallacosta grazie alla sua pronta battuta, carattere molto aperto per Andrea Locci, grande atleta dotato di esplosività ed evidente spinta atletica. L'anno scorso meno di 10 minuti di utilizzo nell'Akmar Ravenna per questo pivot di 207 cm, nativo del 1993, come detto, nella città di Ravenna. 45 secondi al termine del primo tempo, o se preferite del secondo quarto, secondo viaggio in lunetta per Patrizio Prato, che fa doppietta. Prato che ha 4 su 4 questa sera, se non vado errato, dalla linea della carità. 36 a 31 il vantaggio ospite dell'Euro Promotion Legnano, che va in attacco con Mercant, un po' di ball handling a disorientare Anderson, il pallone è servito nelle mani di Locci, si apre la tripla ancora, tanto per cambiare, per Legnano. Ci ha provato Navarini, poi è arrivato sul rimbalzo il fallo di Locci, secondo per lui. Vediamo chi andrà in lunetta, sembra ancora Patrizio Prato. Così è. Prato che in questa stagione viaggia a 13 punti di media con quasi 5 rimbalzi, giocatore nativo di Buenos Aires, figlio d'arte, il padre era un giocatore della nazionale argentina. Bologna, Avellino, Rieti, Cantù, Imola e poi ultimi 2 anni in Argentina al Lanús e poi al Boca Juniors, per questo atleta che per la prima volta in carriera scende nel terzo campionato italiano per tornare nella Imola, dove ha sempre fatto buone cose. Prato sbaglia il primo tiro libero della sua partita, si ferma a quota 5, 36 a 32, ultimi 23 secondi per Hassan, che rileva un Marco Maganza che si è speso molto in difesa, ma in attacco si è visto poco, e anche, come dice Alessandro, per preservare del terzo fallo. Rimaniamo in cronaca, ultimo attacco per la squadra ospite che può incrementare il vantaggio prima dell'intervallo.
si va con Petrucci, altra tripla impiccata, altro canestro di Petrucci, questa sera è un'ira di Dio. Va anche Carvel Anderson dall'altra parte con un tentativo in arrampicata, va a sbagliare. Insomma, alla fine, considerando un po' i tabellini personali e considerando questo +7 di Legnano, è chiaro che la differenza l'ha fatta Nicolò Petrucci, giocatore che forse nessuno avrebbe immaginato alla vigilia, che però va all'intervallo con 15 punti, frutto di 5 triple su 9 tentativi. L'uomo che non ti aspetti proprio questa sera, sicuramente. Tutti si aspettavano da Matteo Frassinetti, che è il nuovo acquisto. A questo punto, infatti, negli ultimi, mi sembra, 6-7 minuti non è più rientrato in campo, in quanto Petrucci ha fatto pentole e coperchi per i giocatori in maglia rossa. Noi ci risentiamo fra poco per il secondo tempo di Imola Legnano, primi 20 minuti, 32 Imola, 39 Europromotion. Eccoci qua, pronti per il secondo tempo di Imola Legnano. Ci siamo interrotti sul 39-32 Legnano, che è anche il massimo vantaggio della squadra ospite. Chiedo a Luca Monduzzi e del resto del Carlino cosa può succedere ora. Imola può dare quel segnale che fino a questo momento si è visto solo raramente, penso alla fiammata con 9 punti consecutivi da parte di Anderson, o della fiammata del 9-0 di inizio partita. Chiaro che Imola non può vivere solo di queste fiammate, è una certa continuità quella di cui ha bisogno Imola in questo secondo quarto. Ecco, dicevamo, chiacchieravamo in questo intervallo sulla grande performance di Petrucci, protagonista inaspettato del match. Chiaramente Imola dovrà non soltanto limitare Petrucci, ma chiaramente Legnano ha diverse soluzioni e diverse alternative offensive da tenere bene a freno. D'altro canto in attacco Imola dovrà ritrovare un po' di continuità, soprattutto da alcuni protagonisti. Cito soprattutto Busciati, che in attacco ha steccato parecchio in questo primo tempo, l'abbiamo visto sbagliare parecchi tiri e soprattutto anche ai liberi. Soprattutto magari evitare appunto questi tiri dalla lunga distanza, cercare di coinvolgere maggiormente Jesse Perry sotto canestro, che lo vediamo molto, soprattutto è desideroso di poter dare il suo. E vediamo queste le azioni, sperando che possano andare in maniera diversa. Imola parte con i due americani, Prato, Maganza e De Nicolau, dunque il solito quintetto base che a inizio stagione apriva tutte le gare per coach Ticchi. E invece qua Legnano va con Krubali, Mercant, Di Bella, Frassinetti, preferito dunque a Petrucci, e sotto canestro con la maglia numero 12 c'è Arrigoni. Dunque quintetti base che vengono confermati per le due squadre in campo. Krubali nel frattempo arriva a quota 12, è in perfetta media stagionale perché viaggia 19+11. A livello di punti ci siamo e direi quasi anche di rimbalzo. Perry sbaglia, poi però è bravo a recuperare il rimbalzo 2 volte, perché si getta nella mischia 2 volte. Carvel Anderson alla fine beneficia di quanto fatto dai compagni, il pallone gli piana fra le mani, lui è bravo a capitalizzare con altri 2 punti. Legnano era andata a finire addirittura sul +9, sul 41-32. Attenzione a non farli scappare in maniera definitiva, perché poi diventa difficile andarseli a prendere. E aggiungo anche che sarebbe interessante riuscire a ribaltare la differenza canestri, perché poi a fine stagione sarà importante vedere come si classificheranno queste due squadre. Rimessa da fondo per Mercant, seguito come un'ombra da Marco Maganza. Si va con Mercant che fa ballare letteralmente Carvel Anderson. Mercant segna ancora 9 punti, è la 10ª tripla della squadra ospite, 44-34. Certo che ispirati in questo modo francamente era difficile aspettarselo, anche perché, ripeto, questa è la squadra che tira peggio da 3 punti secondo le statistiche. Poi è ovvio che ogni gara fa storia a sé. Prato si spaventa per il tentativo di stoppata della difesa avversaria. Ancora Carvel Anderson è bravo a recuperare il pallone dalla spazzatura. Anderson è arrivato a quota 17 punti. Bravo Anderson anche ad avere un buon impatto su questa partita, dopo essere stato chiamato dalla panchina a scopo, diciamo così, punitivo da coach Ticchi, perché
i primissimi minuti di gara non erano stati, diciamo così, sfolgoranti. 4-4, 3-6, 8 però ancora da recuperare per Imola. De Nicolao non guarda il canestro, si va da Perry che sfonda Jesse Perry. Pessimo inizio di gara di questo secondo tempo di Jesse Perry, che ha sbagliato 2 o 3 conclusioni e ha commesso un altro fallo. Perry che aveva concluso con 7 punti il primo tempo, ma attenzione, erano punti arrivati nei primi 2 minuti di gioco, dopo una fiammata iniziale poi di Perry si sono perse le tracce. Questa sera è un po' la gara di Carvel Anderson, direi. Ticchi ne dice 2 agli arbitri, palla recuperata da Imola e segnatamente da Carvel Anderson, che si ripropone dall'altra parte, decide di attaccare il canestro e vediamo se va fino in fondo. Strada chiusa da Mercant, va a servire per Maganza un buon tiro dai 4 metri, tiraccio di Marco Maganza, recupera De Nicolao. Mamma mia, difficile trovare effettivamente il giocatore che possa dare la scossa, perché sembrano tutti un po' abbastanza appannati, a cominciare dal Franco Busciati, che è qui pronto a entrare in campo, viene catechizzato da coach Ticchi. Seguiamo Anderson, arresta il palleggio, poi serve il pallone nelle mani di Francesco De Nicolao, che deve provare la conclusione e sbaglia, peccato, la tocca Patrizio Prato, il pallone si perde però oltre la linea laterale. Imola è un po' la lontana parente di quella vista fin qui in casa nel corso di questo campionato, eccezione fatta per l'ultima gara contro Omegna. In attacco Imola ha veramente le idee molto confuse. 6:52, comunque c'è ancora tantissimo tempo per la squadra di coach Ticchi per riuscire a rimettere il naso avanti. Frassinetti vuole trovare il primo canestro con la maglia rossonera, il pallone gli esce, il secondo errore dal campo per l'ex Forlì. Anderson vuole spingere, va dentro fino in fondo, grande canestro ancora una volta da parte di Carvel Anderson, che Luca sembra essere l'unico giocatore ispirato fino a questo momento. In questo momento sì, Imola a quanto pare sembra dipendere dalle folate di Anderson. Perry abbiamo visto non così in forma, Maganza sta soffrendo parecchio sotto canestro, non è nel suo miglior momento come un po' forse nelle ultime settimane. Anderson sembra essere l'unico in grado di dare veramente qualcosa. Più 8 ancora Legnano, ci riprova ancora Di Nicolao, altro errore da parte del nostro playmaker. Poi Perry in difesa prova ad aggredire Mercant, raddoppio di marcatura su Arrigoni, difesa che comunque per Imola ritorna a essere individuale. Attenzione Mercant, altra tripla, bisogna però che Legnano cominci a sbagliare qualcosa, altrimenti per Imola si fa molto difficile. Notizia un po' allarmante per Imola, il terzo fallo da parte di Jesse Perry. Si fermano un attimo gli arbitri per chiamare un po' di spazzoloni in campo. Si è messa un po' male questa partita per Imola, molto male, perché Legnano non sta facendo niente di che, è una squadra quadrata che sta avendo una grande serata da 3 punti, però francamente Imola qualcosa in più deve fare, ma ripeto, non sembrano esserci fino a questo momento le possibilità per riuscire a vedere uno spiraglio, anche perché i rimbalzi offensivi concessi alla squadra ospite sono sempre tanti, poi loro per fortuna hanno sbagliato tante conclusioni. Ora Maganza viene beccato a commettere un fallo, è il quarto di Maganza, quarto per lui, terzo di Perry. Piove sul bagnato, fuori Maganza, fuori De Nicolai, dentro Busciati e Hassan. 5:29 alla fine del terzo quarto, dunque ancora un'eternità. 38 Imola, 46 per Legnano, che ha anche la rimessa dal fondo. Ecco servito Usman Krubali con questa strana dinamica di tiro, non è il suo tiro quello dai 5-6 metri e infatti il pallone gli esce. Busciati va dentro fino in fondo senza paura, Franco Busciati. Una delle tipiche incursioni del nativo di Tirana a cercare di dare quel qualcosa in più che fino a questo momento non è riuscito nessuno a dare a Imola. Ecco Frassinetti in punta, grande recupero da parte di Prato, grande recupero di Prato che poi va fino in fondo.
a segnare il suo 11° punto. Bene per Imola, 42-46, torna a -4 la squadra dell'Andrea Costa. Il ritorno di Alessandro Salvini qui davanti al suo computer ha fatto bene a Imola. Dove eri andato, Alessandro? Ero con l'ufficio stampa della LNP con Stefano Valenti che se sta ascoltando sicuramente può confermare. Sei giustificato allora. Grazie mille. No, ho visto Imola un po' in difficoltà subito all'inizio. Peccato che mi sembra di aver notato un De Nicolao di nuovo bozzato dal suo allenatore e sicuramente poco incisivo. Adesso però ho visto 2 recuperi, 2 contropiedi. Sicuramente la doppia cifra di Prato è un segnale dopo un primo tempo abulico da parte dell'italo-argentino. (19 di Anderson, 11 di Prato, 7 di Perry e 5 di Busciati). Il problema per Imola è che hanno segnato appena 4 giocatori. Un altro dato che va sottolineato: solo 4 giocatori a segno per Imola, anzi 5, perché ci sono anche 2 punti di Maganza che evidentemente gli sono stati attribuiti al posto esatto sul tap-in. Io ero a 19 di Anderson, invece le statistiche ufficiali gliene danno 2 in meno. Comunque 5 giocatori a segno per Imola, ma poco dagli altri. Va detto 5 anche da parte di Legnano, con coach Ferrari che ha ruotato un po' di più i suoi giocatori, ottenendo in generale buone cose un po' da tutti. Fallisce l'anticipo Prato, lo grazia Frassinetti, poi Busciati cade e commette un fallo assolutamente non voluto su Frassinetti. Siamo nella seconda metà del quarto e Imola ha già esaurito il bonus, e allora da adesso in poi si tirerà sempre per Legnano. Frassinetti segna i primi punti in maglia Legnano dalla lunetta. Matteo Frassinetti, l'abbiamo detto, nativo di Forlì, in Gold segnava 11,5 punti a partita. Lui che ha cominciato la sua carriera a Cesena, poi 5 anni a Forlì, poi è uscito dalla Romagna, prima a Reggio Emilia, poi Verona, poi ancora a Reggio Emilia, prima di tornare a Forlì quest'anno. E qui arriva un bel segnale da parte di Franco Busciati, una tripla pescata dal cilindro a portare a -3 i suoi, 4-5, 4-8. Anche Imola vuole partecipare al festival di triple. Qui bella cosa nel frattempo e penetrazione da parte di John Mercant, 13° punto per lui. Si è un po' fermato Krubali, ma Mercant ha segnato, se non sbaglio, 7 punti finora nel terzo quarto. Torna a +5 l'Europromotion, 5-0, 4-5. Prato tira da lontanissimo. E ripeto, anche Imola vuole provarci dall'arco evidentemente, cercando di fare quanto di buono fatto da Legnano, soprattutto nel primo tempo. Si accende la difesa da parte di Imola, gira il pallone per la squadra ospite, ci prova Krubali, ripeto non è questo il suo tiro. Perry arpiona al rimbalzo. Imola con la palla del pareggio, 48-50. Ecco Busciati, prova il pallone molto difficile per il taglio di Jesse Perry. Rientra nel frattempo Maiocco. (50-48) nel frattempo. Ecco servito in angolo Carvel Anderson, che oltre a essere il miglior marcatore dell'incontro, mi faceva notare Alessandro, è anche il miglior rimbalzista di Imola con 6 rimbalzi, sicuramente curioso. E insomma questo denota quanto abbia avuto difficoltà fino a questo momento lo stesso Perry, ma anche Marco Maganza sotto canestro. Fallisce la conclusione del pareggio Imola, Frassinetti libero per la tripla. E beh, insomma questa Matteo Frassinetti fa fatica a sbagliarla, 53-48,
Brava, ripeto, Legnano a segnare tanto da 3 punti, siamo a 11 o 12 triple, però molte di queste sono arrivate senza contestazione da parte della difesa. Sono stati bravi a muovere la palla, bravissimi loro a muovere la palla, anche in questo caso Maiocco è stato bravo a passare in angolo a Farsinetti. Perry ancora a sbagliare. Strano che un giocatore dalle alte percentuali come lui questa sera stia sbagliando veramente tutto, anche da sotto misura. Insomma, manca Perry questa sera a Imola, è mancato tante volte, ma vederlo in campo e produrre così poco spiace. Lontano dalla palla, il fallo di, attenzione, se è di Perry sono brutte notizie. È il quarto. Imola ha i 2 lunghi con 4 falli, Maganza e Perry. Però Ticchi, dunque, Ticchi pensa a Maganza, decide di preservare Perry, che dice voglio rimanere in campo, però Ticchi dice no, guarda, i 4 falli. Perry secondo me non se n'era accorto. Non si era accorto dei 4 falli, sicuramente che lui è rimasto male sul fallo che gli è stato fischiato adesso. E nel primo tempo di queste azioni, di questi stesso tipo di contatti ne hanno lasciati correre tantissimi, quindi probabilmente hanno cambiato al metro. Abbiamo detto di Usman Coulibaly, un mese di dicembre sfolgorante per lui, che gli è valso il premio come miglior americano, miglior giocatore della Silver. 19 punti di media, 14,5 rimbalzi, 9,5 falli subiti per gara. Tutto questo nel mese di dicembre, che appunto è culminato poi con l'All-Star Game di qualche giorno fa. Fa doppietta Coulibaly, 14 per lui, torna a più 7 Legnano, 5-5-4-8. Il fallo pescato dagli arbitri contro Legnano suscita un po' l'ilarità del pubblico di Imola, che dice insomma era ora. Conferma la mia tesi, hanno evidentemente lasciato un pochino il metro inglese in questo secondo tempo e stanno fischiando qualcosina di più. Non entra niente per Imola, insomma conclusioni sotto misura sputtata dal ferro. Maganza riesce a prendere un rimbalzo offensivo con un tap-in, poi nella lotta a rimbalzo subisce un'altra penalità. Poi la notizia che lo stesso Maganza va di lunetta non è certamente delle migliori, perché Maganza viaggia con lo 0 su 2 di inizio primo quarto. Il nativo di Gemona del Friuli, pivot di 204 cm, va con il primo assegno. L'anno scorso a Matera con 13 minuti a gara e circa 5 punti a partita con altrettanti rimbalzi, lui che si è formato e cresciuto nel settore giovanile di Udine. Sbaglia il secondo, recupera il rimbalzo Imola, sì. La rimessa sarà di Imola, terzo punto nel frattempo di Marco Maganza. Imola torna sempre a quel -6, ma è un elastico che va dai -2 ai -7, -8. Imola non riesce a rimettere il naso avanti. 1,48 comunque, ecco Hassan. Imola gioca senza americani gli ultimi 100 secondi di questo terzo quarto. Prato arma il braccio di Hassan, ci vuole questa tripla. Norman Hassan si iscrive al tabellino dei marcatori. Un'altra tripla per Imola che torna a -3, 52-55. Seguiamo il varco per Navarini, che però commette infrazione di passi sul suo arresto, effettivamente viziato dall'infrazione. Imola ha la palla del pareggio, Imola che sta trovando buone conclusioni pesanti, Imola che deve tenere senza i 2 americani ora. Per ora sempre in rincorso, 5 su 18 mi pare da 3 punti contro gli 11 su 29 degli avversari. Ci prova Busciati con la mano in faccia, canestro e fallo di Franco Busciati, che si esalta poi, va dal pubblico del parterre, arriva il fallo sul tentativo da 3 punti di Petrucci. Grande cosa con gli attributi di Franco Busciati, e il pubblico ha bisogno di questi giocatori con queste reazioni che poi trascinano la folla. Doppia cifra anche per lui, doppia cifra anche per Busciati, e il pubblico gli ha omeggiato sicuramente una standing ovation meritatissima, diciamo. Sarà possibile per Imola andare al tiro libero supplementare che può valere il sorpasso. Lo stavamo dicendo poco fa, Imola era -6 e dicevamo che la forbice era sempre quella, e Imola dicevamo non riusciva a mettere il naso avanti, non ce la fa della verità nemmeno adesso, però almeno è arrivato il pareggio. 55 pari sul 12° di Busciati. Prepariamoci ad assistere un
quarto clamoroso quantomeno per intensità. Si va per Navarini, rifiuta la tripla, prova ad avvicinarsi, vuole il pallone per Krubali, servito Krubali, infrazione di piede di Marco Maganza, fischiata con un po' di ritardo. Temevamo il quinto fallo del friulano. Le sensazioni erano quelle, assolutamente. Fabrizio, se mi concedi un secondo, ti volevo far notare anche questa sera 9 su 17 Imola ai liberi, in una partita punto a punto è assolutamente pesante. Sì, punto a punto, e quel punteggio non altissimo, 55 pari. Frassinetti alla rimessa, 14 secondi per il tiro, siamo nell'ultimo minuto di questo terzo quarto. Navarini fronteggiato da Busciati, Frassinetti marcato da Anderson, arriva il cambio di marcatura, arriva anche il blocco alto da parte di Krubali, doppio blocco per il giocatore di Atlanta. Frassinetti sbaglia la tripla con il pallone che poi finisce oltre la linea laterale. 41 secondi, gara punto a punto. Imola che senza urca, rimessa di Anderson incredibile, De Nicolao non riceve, arriva il recupero da parte di Navarini, indecisione clamorosa da parte di Francesco De Nicolao, si va con Frassinetti, prova il pallone per Krubali, onestamente un pallone molto difficile a cercare le lunghe reve di Krubali. Sanguinosissima la palla persa di Prema, poteva costare veramente caro da parte di Imola, con De Nicolao che non si era accorto del passaggio, pensava a un passaggio più lungo verso il centrocampo. Speriamo che adesso è andato in aiuto anche Franco Busciati, ci auguriamo che possa essere migliore la rimessa. Sarà l'ultimo attacco per Imola e poi ultimo intervallo prima dell'ultimo quarto. Seguiamo Busciati, Franco bollato da Petrucci che ha avuto quel flash con 15 punti in un quarto, poi si è un po' contenuto in questa ultima parte. De Nicolao per la tripla, eccolo qua Francesco De Nicolao, la tripla importante del +3 Imola, è la tripla importante che spedisce avanti i suoi. Imola 58, Legnano 55, Imola con un 10-0 di parziale, Imola che negli ultimi 2 minuti ha segnato 10 punti senza subirne alcuno. È la gara degli strappi. Adesso è un'altra partita, è la gara degli strappi, hai detto bene. Adesso bisogna tenere anche negli ultimi 10 minuti, che sono poi quelli fondamentali. Siamo andati in vantaggio, era sicuramente dal quarto minuto del primo tempo del primo quarto, scusate, che non stavamo col naso avanti. Avanti ragazzi, il pubblico è tutto con voi. Ci fermiamo un attimo. Eccoci alla resa dei conti finale. Imola contro Legnano 58-55. Squadra in campo con Imola, va con Busciati, Anderson, Hassan, Maganza e De Nicolao. Ospiti con Mercant, Krubali, Petrucci. Errore nel frattempo da parte di Mercant. Completano Di Bella e Maiocco. Ancora Mercant ci riprova. Errore da parte di Mercant e Legnano non parte benissimo. Chiedo ad Alessandro di guardare un attimo la percentuale da 3 punti di Imola, 7 su 20. Andiamo a dare un'occhiata per vedere quanto sia cambiata invece la percentuale da parte della squadra ospite, che ha sbagliato tantissimo in questo frangente. 11 su 30, sì, sono un pochino sporcate le percentuali, con comunque la squadra ospite che continua a tirare molto più da 3 che da 2, 9 tentativi in più da 3 punti rispetto che da dentro l'arco. Hassan si mette in proprio, va fino in fondo. Questo è un giocatore che ha dei grandi numeri, il problema è che non sempre li esprime. Cosa dici Alessandro? Con Prato a riposare, Prato e Perri a riposare serve un ricambio, serve un aiuto anche da parte degli altri giocatori di Andrea Costa. Hassan questi numeri ce li ha e speriamo che lo dimostri anche per i prossimi minuti. Norman Hassan, pisano, giocatore prodotto dal settore giovanile di Rimini, ultimo dei giocatori messo sotto contratto da Imola in questa stagione in ordine di tempo. È un
giocatore che può rivestire veramente tantissimi ruoli ed è un giocatore estremamente duttile. 6 sono i suoi punti, 6 sono anche i punti di Imola, che viaggia su un 13-0 di parziale, e io ricordo anche che Imola, oltre a doverla vincere, deve anche guardare a quella differenza canestri che la vede sotto di 8 dopo la gara d'andata. Può essere un fattore. Può essere un fattore, ma sono comunque tutti discorsi da guardare, diciamo, negli ultimi 2 minuti. Io starei ancora concentrato sull'esito di questa partita, che non è per niente scontato. Assist di Busciati, Marco Maganza va dentro, segna il suo 5° punto, ma aiutato anche da una difesa molto permissiva da parte di Legnano. Imola 15-0 di parziale, fallo in attacco da parte di Krubali nel frattempo. Insomma, Imola ha trovato un attimo la quadratura del cerchio. Anche in attacco la squadra di Legnano sta perdendo chiaramente la bussola, perché non entra più nulla. Imola bene, ripeto, in difesa, ma speciale in attacco, perché non sta sbagliando più nulla ora. Legnano mi pare che si dà almeno 4 minuti che non realizza. Sta sbagliando veramente tanto, sta sbagliando. Ben per Imola, che ha trovato anche questa buonissima conclusione con Maganza, così come prima c'era bisogno di Hassan. Maganza, ricordiamolo, che ha 4 falli, quindi c'è ancora tutto a 8 minuti e 41, dove sia lui che Perry probabilmente contro Krubali faranno una gran fatica. Time out chiesto dal coach ospite Mattia Ferrari, un allenatore che non ha mai giocato in ADA capo allenatore, non ha mai allenato in ADA capo allenatore, ma è stato assistente in Serie A1 e capo allenatore in B1 e in Serie A1 femminile. Ha insomma giocato, allenato a Piacenza, poi anche a Saronno, a Cecina, squadra del campionato DNB. È stato assistente anche alla Virtus Bologna in Serie A1, partecipando anche a Eurolega e finali di Coppa Italia. Poi dal 2011 ha allenato a Latina in DNA, raggiungendo i playoff nella scorsa stagione, interrompendo poi il rapporto con la squadra laziale a inizio di questa stagione. Siamo tornati in campo nel frattempo. Imola era sotto di 7 sul 48-55, ora si trova sopra di 8, con gli ospiti sempre a 55, dunque 15-0 di parziale, da incrementare con questo viaggio in lunetta di Franco Busciati. Ancora una volta l'uomo della scossa. Non brillantissimo il suo primo tempo, ma ora è arrivato già a 13 con la possibilità di incrementare. Non delude Franco Busciati. Aumenta il parziale di Imola, più 10 il vantaggio, 17-0 di parziale. Servito ora Petrucci, ecco Di Bella. Arriva il blocco da parte di Krubali, si va per linee esterne per l'attacco rosso-nero. Servito Mercant, 5 secondi per il tiro. Di Bella attacca il canestro e sbaglia però, rimbalzo Maganza. C'è solo Imola ora in campo, ma mancano ancora 8 minuti, un'eternità, un'eternità. Busciati, inerzia tutta nelle mani di Imola. Busciati apre per De Nicolau, veloce il gioco di Imola. Anderson per la tripla, l'errore. Tutto bene tranne il tiro, ma guardate al rimbalzo d'attacco come si fanno valere i giocatori di Imola. È tutto un altro atteggiamento, un po' sulle gambe la squadra dell'Euro Promotion. Si rivà con Carvel Anderson, il cronometro è amico di Imola. Busciati al 24esimo secondo, tira senza pensarci su, da 8 metri Franco Busciati. Da 3, 20-0 il parziale Imola, e poi ringhia ancora l'Italo Albanese. Guardate che giocatore, va addirittura a stretto contatto con la panchina per provare a recuperare il pallone. Non si è fatto niente, è l'uomo di gomma, ma quello che è successo a Busciati in questa azione, in quella precedente, è incredibile. Imola aveva 14 secondi per il tiro, non se n'era accorto il giocatore di Tirana, ha tirato ad almeno 9 metri all'ultimo secondo. Lasciami dire una cosa, apoteosi e follia in questa ultima azione. Apoteosi col pubblico che è impazzito tutto in piedi a cantare per l'Andrea Costa.
follia quella che sta facendo, a mio avviso, Legnano, che ha preso un parziale veramente clamoroso, non si sta capendo più nulla, non trova più i propri giochi, la propria energia che aveva nel primo tempo. Avete visto anche Franco Busciati che dopo quella tripla si è girato gonfiando il petto verso il pubblico, e poi ha provato anche, non pago e non stanco, a recuperare il pallone nella propria panchina. Il grande Busciati di questa stagione, il miglior marcatore, eccezione fatta per gli americani, di questa squadra, con 15 punti a partita conditi da 4,5 rimbalzi. Ricordiamo che Imola sta giocando ancora in formazione non completa stante l'influenza di Andrea Bartolucci, che è un giocatore che farebbe tantissimo comodo in questa gara, proprio perché Perry e Maganza hanno attualmente 4 falli e Perry è in panchina. Insomma, Imola ancora una volta ha dimostrato di avere le capacità di rialzare la testa, e Legnano, ragazzi, non ci sta capendo più niente. Altro tiro scentrato da parte della squadra ospite. Imola ha 13 punti di vantaggio a 7 minuti, e tutto questo in maniera inaspettata, perché eravamo veramente sotto di 7 a insomma 5-6 minuti fa. Incrementa ancora Norman Hassan, con Busciati che fa il bello e il cattivo tempo. Imola si trova in maniera incredibile a più 16 per Imola, con gli avversari che non segnano da 7 minuti. Un'altra palla persa per Legnano, l'assist era anche molto bello da parte di Legnano questo gioco. Ora però bisognerebbe tornare un attimo sulla terra e provare assolutamente a mantenere questo punteggio. Non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare a giocare e mai forzare, anche perché il tempo è dalla tua parte. Busciati ora a 10 secondi vuole tutti lontano da sé, chiede l'isolamento, vuole attaccare il proprio diretto avversario. Si tratta di Maiocco, non è una grande scelta. Arriva il fallo in attacco da parte di Franco Busciati, che ha fatto decisamente la cosa più sbagliata, ma come biasimarlo dopo tanti numeri precedenti? Forse l'esperienza di Prato, che da qualche minuto in panchina, adesso servirebbe. Cioè, sia Prato che Perry sono in panchina. Infatti sta parlando Busciati con coach Ticchi, probabilmente stavano discutendo su quello che era appena successo. Tutte le paure di Legnano e le sue difficoltà nelle partite in trasferta sono emerse in questa gara. Legnano è un'altra squadra che, come Imola, ha fatto benissimo in casa, ma così fuori. Di Bella attacca il canestro, va dentro il canestro con il fallo subito da parte di Anderson. Grande cosa da parte di Fabio Di Bella, che non segnava da un po' di tempo, aveva fatto solamente 5 punti a inizio partita. Giocatore che ha vestito la maglia azzurra nei mondiali del 2006 e anche nell'Europeo del 2007, giocatore che vanta 356 presenze in Serie A e 48 in nazionale. Va a sbagliare il tiro libero aggiuntivo Fabio Di Bella, che comunque sblocca la situazione per i suoi colori. Interrompe il parziale di 23-0 Imola con 2 punti in penetrazione, non conditi però dal tiro libero sbagliato. Ancora Hassan, ancora una tripla libera. Hassan questa volta sbaglia, rimbalzo conquistato da Frassinetti. Vuole correre, sì, la squadra ospite. Altri 2 da parte di Fabio Di Bella, che arriva a quota 9. Chiede time out all'Andrea Costa Imola, chiede time out coach Giampiero Ticchi. Luca Monduzzi, Imola in un amen si è riportata dal -7 al più 16. Incredibile. Beh, incredibile, soprattutto vedendo come Imola aveva approcciato all'inizio della partita. È stato soprattutto anche come l'aveva approcciata Busciati, che è l'autentico eroe di questo break imolese. Non soltanto punti li abbiamo visti, una tripla impossibile, quella del 68-55, recuperi, assist, insomma è stato veramente protagonista di questo parziale. D'altro canto Legnano ha subito questo ritorno di Imola, l'abbiamo vista, pareva quasi essere sulle ginocchia. Adesso è arrivato Di Bella e Frassinetti, hanno provato a rompere il digiuno. Chiaramente a 5 minuti e 49 dalla fine non è ovviamente ancora finita. Imola comunque non deve buttare via questo largo vantaggio che si è costruita con questi lampi.
17 per Busciati e per Anderson, 14 per Prato, 9 per Hassan, 7 di Perry, 5 di Maganza e 3 da parte di De Nicolao. Dall'altra parte sono 15 di Petrucci, 14 di Crubali, 13 per Mercant, 9 di Di Bella, 5 di Frassinetti e 3 per Federico Maiocco. 12 di vantaggio per Imola con la palla in mano, pressing alto accennato da parte della squadra ospite. Imola comunque riesce a superare molto bene la metà campo, deve giostrare il discorso cronometro. De Nicolao mette in movimento Jesse Perry che è rientrato in campo. 7 secondi per il tiro, va per la tripla Carvel Anderson che sbaglia. Il pallone viene conquistato dall'Europromotion. Ecco Mercat non ci pensa su, altra tripla sbagliata. Questa volta il ferro in questa circostanza aiuta i colori biancorossi di Imola, che ha 5 minuti dalla fine della partita, a 12 punti di vantaggio. Anderson in angolo, serve Franco Busciati, su di lui c'è Fabio Di Bella, arriva il blocco alto da parte di Jesse Perry, va dentro Busciati, poi il pallone all'indirizzo della manciata di tifosi legnanesi giunti dalla provincia di Milano. Un'altra palla persa di Busciati, Ticchi un po' pensieroso perché sa che la partita ancora non è in saccoccia. È il momento di Patrizio Prato che si alza dal pino e prova a dare manforte ai suoi. Mercat per Di Bella, Franco bollato da De Nicolao. Di Bella si apre il tiro per lui, sbaglia però senza prendere nemmeno il ferro. Un altro tentativo sbagliato da parte di Legnano per riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio. Ecco Anderson, attacca l'uomo dentro fino in fondo, prova la cosa impossibile. Carvel Anderson recupera il pallone, Jesse Perry che fa passare il pallone non si sa da dove, torna a segnare punti Perry dopo il primo quarto. Una vera boccata d'ossigeno adesso per l'Andrea Costa, provare a prendere questo canestro con Perry. Era 2 minuti che si faceva una gran fatica l'Andrea Costa ad attaccare dopo il periodo veramente di follia pura. Consentitemi di spendere qualche parola sulla bella difesa di Imola su Usman Crubali, che non si è visto nel secondo tempo e non è praticamente mai riuscito a recuperare palla. De Nicolao tira impiccato. Beh, insomma, De Nicolao per la serie, se non è difficile, non mi piace. Aveva iniziato questa partita malissimo, anche il terzo quarto male. Coach Ticchi gli ha dato fiducia di nuovo e sta ripagando assolutamente coi fiocchi quella fiducia che gli ha dato. Bravo De Nicolao che adesso esce a mio avviso per un paio di minuti, secondo me. Secondo me rientra prima della fine. Dunque De Nicolao ha segnato il canestro del 58-55 alla fine del terzo quarto e questo bel canestro al 24esimo secondo che ha spedito nuovamente Imola avanti di 16 a 3,32. Alzi la mano che avrebbe pensato Imola a quota 75 punti dopo 36 minuti e mezzo, dopo averne segnati 13 nei primi 10 minuti. Qui dentro al Palaruggi in pochi, secondo me. Rimessa per la squadra ospite, servito Di Bella nel pitturato, non è il suo territorio, allora esce, scambia con Maiocco che gli fornisce un blocco. Maiocco arresta il palleggio, va questa volta da Crubali che riesce a trovare la posizione. Crubali arriva al 16° punto personale e insomma approfitta anche del fatto che effettivamente la difesa di Perry non può essere delle migliori. Si protegge con il corpo ai limiti dello sfondamento Franco Busciati che serve altri 2 punti e insomma mantiene a più 16 i suoi a 3 minuti dalla fine. Imola ce l'ha praticamente in saccoccia. Arriva il quinto fallo di Jesse Perry. Applausi per lui, non è arrivato in doppia cifra, ha messo comunque tanta dedizione in campo. Come giudicare la prova di Perry? Non è una buona notizia i 5 falli di Perry, ma sicuramente ha avuto un cliente molto scomodo oggi, quindi diciamo positiva, da 6,5.
Secondo di Krubali, che ha una buona mano dalla lunetta, segna ancora. Krubali ha 18, il miglior marcatore dei suoi. È già in bonus Legnano, che è a sotto di 14. Si arresta e tira, grandissima tecnica e precisioni da parte di Carvel Anderson. 19 per lui, che poi spende il fallo su Di Bella. Altri 2 per Di Bella. Beh, se c'è una cosa che non deve fare Imola però è regalare tiri liberi a Legnano, insomma, che può andare alla conclusione trovando i punti dalla lunetta, fermando il cronometro. Bravissimo, volevo dire proprio quello, soprattutto fermando il tempo dopo pochissimi secondi. Bisogna far correre il tempo e al massimo fermarlo dopo 20-22 secondi. Secondo libero per Di Bella, che aveva disputato gli ultimi 10 anni in Serie A1 tra Biella, Bologna, Milano, Caserta e Montegranaro, prima di scendere in Lega 2 l'anno scorso con la squadra della Leonessa Brescia. Di Bella ne butta altri 2, arriva a quota 11, 7-9, 6-5. Busciati marcato da Mercant, gli arbitri fischiano ora il fallo. Sette, 9, 6, 5, 14 di vantaggio Imola. Ora sì che si può cominciare a guardare anche lo sconto diretto. Imola ha chiaramente vinto questa partita, ma deve preservare il vantaggio superiore agli 8 punti per ribaltare quello che è stato il 76-68 dell'andata. 2-0-8, Imola sulla soglia degli 80 punti, un gran bel risultato per la squadra di Imola, che aveva segnato solo 13 punti nella prima parte di gioco, nel primo quarto. Frassinetti, l'ultimo a toccare non è lui, pallone nelle mani di Imola. Va dentro Frassinetti, fallo di Hassan su Frassinetti. Due tiri liberi per Matteo Frassinetti. Segna il primo. L'ultimo arrivato in maglia Legnano, lo ricordiamo, per sostituire l'infortunato Tommaso Milani, che rimarrà fuori fino alla fine della stagione. 1 su 2 per Matteo Frassinetti, arriva a quota 6 nella sua partita di debutto, lui che viaggiava a 12 punti di media in gold. 1,40, ultimi 100 secondi, 7-9, 6-6 il punteggio sul cronometro. Carvel Anderson braccato da Di Bella, un bello scontro, poi si va da Busciati che prova un'altra tripla impossibile, sbaglia. Krubali e Merchant per il rimbalzo, poi Merchant si palleggia sul piede, è lui l'ultimo a toccare, anche per merito del gran pressing da parte dei giocatori dell'Andrea Costa. 13 di vantaggio per Imola, 79-66. Da Busciati a Prato c'è tanta esperienza ora in campo per Imola, l'ideale per gestire il più 13. Servito Franco Busciati. Carvel Anderson, uno dei protagonisti di questa partita. Anderson da 3, suggella una prestazione maiuscola. Carvel Anderson, 22 punti, è tornato il nostro fromboliere. E ci è mancato soprattutto. E questo è un nostro americano che ha giocato veramente bene questa sera. Ha iniziato in sordina anche lui, però ha iniziato ad ingranare nel secondo quarto e adesso si vede la differenza, come si è visto la differenza avere Perry a Treviso con 26 punti in doppia. Questa sera sicuramente è stato importantissimo avere Carvel Anderson. Che dire,
Ora manca veramente poco all'obiettivo finale, che era quello, il doppio obiettivo, che era quello di portare a casa i 2 punti e soprattutto preservare gli 8 punti di differenza canestri rispetto all'andata. Bisogna farlo, bisogna lasciare la palla in banca a Busciati o soprattutto a Prato. Segna anche l'aggiuntivo Matteo Frassinetti, che all'aprile dell'anno scorso ha vinto l'Euro Challenge con la squadra di Reggio Emilia prima di passare poi nella sua Forlì. Gioca con il cronometro fino alla fine, Busciati va dentro, subisce il fallo Franco Busciati. Terzo di Merchant, 2 per Busciati. Imola torna alla vittoria interna e torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, 2 delle quali preventivabili con Ravenna e con Treviso. Contro Omegna in casa la squadra era un po' scarica, dunque passo falso contro la squadra piemontese, ma abbiamo ricominciato a marciare e ora Imola va con rinnovato ottimismo, nonostante lo 0-2 di Busciati, verso la trasferta di sabato sera in quel di Piacenza, nell'anticipo in terra emiliana, dove Imola dovrà cercare di trovare 2 punti contro una squadra ultima in classifica. 82-69, Imola guadagna anche la differenza canestri positiva nei confronti di Legnano. Busciati, si va da Hassan che prova la tripla per suggellare la sua prestazione. Norman Hassan chiude con 12 punti e Imola chiude con un incredibile 85 punti segnati, 85-69. Si può già andare sul commento finale, Luca Monduzzi, del resto del Carlino. Imola vince di 16, o meglio vince questa partita al momento di 16 punti, standing ovation per Calvin Anderson, direi miglior marcatore, miglior giocatore della partita. MVP della partita, si può dire, sono usciti 2 MVP, Busciati e Anderson, assolutamente decisivi in questo finale di partita. Imola l'ha vinta praticamente nell'ultimo quarto, partita bene, poi ha subito, soprattutto sotto canestro, Legnano. Alla fine è riuscita a ritrovarsi, grazie anche a lampi inaspettati, è riuscita a sopperire alle assenze di Peric e Maganza, che praticamente non hanno saputo fare. Intanto vedevamo Fogli entrato in campo, poteva regalarsi il primo canestro. Imola ha ribaltato nell'ultimo quarto grazie a Busciati e grazie ad Anderson ha mantenuto il gap fino alla fine. È una vittoria meritata da parte del gruppo biancorosso. Commento anche da Alessandro Salvini, Daily Basket, 85-70 la vittoria di Imola, che chiude di 15, ribalta la differenza canestri dell'andata e dimostra di avere un grande carattere e soprattutto di aver ritrovato un grande Calvin Anderson. Una boccata d'ossigeno questi 2 punti dopo 3 sconfitte consecutivi, un bellissimo pubblico, la squadra ha faticato a tratti, però una notizia importantissima aver trovato i 2 americani in queste condizioni, ma anche tutti gli altri giocatori che hanno fatto tutti, secondo a mio avviso, il proprio dovere. Andiamo con i tabellini individuali di questa partita che Imola ha vissuto con momenti di grande paura, perché era andata anche sotto di 9 sul 41-32 del 21esimo. 22 di Anderson, 19 di Busciati, 14 per Prato, 12 per Norman Hassan, 9 per Perry, 5 a testa per De Nicolao e Maganza, mentre i giocatori vanno a fare il tradizionale e benaugurante saluto di fine partita. Dall'altra parte 18 di Crubali, 15 di Petrucci, 14 per Merchant, 11 per Frassinetti e Di Bella, 3 per Federico Maiocco. Grazie per l'attenzione che ci avete accordato anche questa sera. Da Fabrizio Turini l'appuntamento alla prossima occasione interna con le gare dell'Andrea Costa Imola Basket.